Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Adesso può rientrare, parte la battuta di Cavalli dalla tre quarti di destra, palla scodellata in area, la palla filtra, un batte e ribatti, alla fine è forse Rabbeni che mette sul... Adesso attenzione, Rabbeni che riesce in pressing a conquistare un ottimo pallone sulla retroguardia e entra in area Rabbeni, il tentativo di conclusione contenuto ottimamente da Tomè. Rimessa laterale in fase offensiva per Mortara, siamo al 21esimo, 0-0 punteggio, Luoni dalla linea di fondo, il cross in area, c'è la rete del Lecco, Bertani, rete da Rapace, si prenderà purtroppo l'ammonizione per essersi tolto il pallone, ma ottima azione blu-celeste. Per il Lecco, gol di Cristian Bertani. Sì, Stefano, nell'entusiasmo del gol di essersi tolto il pallone, invece si è semplicemente tolto la maglia. Sono gli effetti ancora dell'anestesia di settimana scorsa. Però veramente bellissima azione quella che ha fatto qui sulla destra Luoni, che è andato a cercare questa palla e l'ha messa molto tesa bene sul primo palo, dove è arrivato Bertani di testa, l'ha insaccata alle spalle del portiere da Grumellese. Bellissima azione, ma grande parte del merito di questo gol blu-celeste proprio di Francesco Luoni. Si gira il tocco per Mortara sul fondo, il cross in area un po' arretrato, riesce comunque Rabbeni a toccare per Luoni, il controcross verso Mureno, il tentativo di rimettere la palla al centro, angolo dalla destra, siamo al 34esimo, ormai 35esimo, Lecco avanti 1-0, angolo per la Grumellese che viene messo fuori in qualche maniera, ma c'è ancora De Masi che mette la palla dentro, il colpo di testa Nava, sicuro, in presa plastica alla propria destra, per un attimo aveva riconquistato il pallone, adesso ecco la Grumellese che attacca 3 contro 3, Migliavacca dalla destra, palla dentro, la finta, messa fuori e poi la conclusione di Manenti e subito, adesso sul punto di battuta anche Bertani, siamo al 10° minuto. Parte Cristian da giro, mezzo metro non più, al limite dai pali difesi da Lorenzon. Rabbeni dietro per Cavalli, poi Luoni. Sì, comunque Rabbeni è veramente un esterno, perché se tu lo vedi sulla parte bassa, mediana del adesso campo, bello lancio per Ghidinelli sulla destra, Ghidinelli cross basso, era molto intelligente, però Rabbeni non è andato a tagliare in area. Sì, l'unico è Bertani che prova a correre come un dannato, ma da solo là davanti non può fare molto. Adesso attenzione, il lancio per Rabbeni, Rabbeni solo contro un uomo e poi il portiere Rabbeni è costretto ad allargarsi, il cross dentro troppo lungo per Ghidinelli, troppo forte, Ghidinelli lo rincorre, palla dietro. È ancora buona. Per Compagnone, Cavalli, ancora Ghidinelli affrontato da Grumellese. Dentro e Bertani, che gol ragazzi miei, Bertani che gol signori, una torsione in tuffo di testa sul primo palo e palla che si infila tra il primo palo e il portiere Lorenzon, signori che gol. Mamma mia, c'è stata questa palla lavorata sulla fascia destra data da Cavalli e poi messa sul primo palo e Bertani che ha fatto veramente un gol show andando a fare in tuffo questa torsione di testa sul primo palo, grandissimo gol. Angolo dalla destra per la Grumellese, Pozzoni, Bertani a mettere fuori, sì però potrebbe anche essere Cristian che si sta dannando in questo secondo tempo. Ancora però il cross della Grumellese, Pozzoni, palla dentro e colpo di testa che finisce out di pochissimo. 9. Avrei fatto 1000 firme per riaverlo a Lecco, qualità e quantità. Tanto Compagnone guadagna un ottimo pallone, lo appoggia Bertani, limite dell'area, Bertani sfiora la tripletta con una conclusione a giro dal limite. Calaffa, Locatelli, Cannataro che comunque un po' di qualità ce l'avevano. Adesso Corteggiano, bellissimo il passaggio, Ghidinelli che salta anche Lorenzon, Ghidinelli, la terza rete del Lecco. Se questo è Corteggiano bollito, Corteggiano un taglio verticale, è il Corteggiano che qualcuno ha giudicato bollito per Ghidinelli che salta anche Lorenzon in uscita. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.